In questi ultimi giorni in Giunta regionale è ritornata d'attualità la transizione energetica e ci è sembrato di grande importanza il progetto pilota presentato nel fine settimana a Sesto. Vediamo di cosa si tratta. CER è acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile, un percorso virtuoso verso una produzione a basso impatto di inquinamento e a prezzi concorrenziali per le imprese associate. Nella sede del mercato agroalimentare della Sardegna, l'accordo raggiunto tra la Corte del Sole, il più grande centro commerciale dell'isola, e la prima realtà nella vendita regionale di ortofrutta, ma anche di molte altre attività del territorio. La comunità energetica rinnovabile, la Via del Sole, rappresenta oggi in Sardegna l'esempio più concreto di come l'energia possa trasformarsi da commodity speculativa a bene comune. Un modello che democratizza l'energia, come confermano i numeri del progetto, con 3.764 kW di potenza fotovoltaica in fase di installazione, 18 attività produttrici di energia e 109 consumatori che creano una rete di 127 imprese unite nell'obiettivo comune di rendere l'energia più accessibile e sostenibile. Il modello finanziario della CER Via del Sole si ripromette di riflettere la stessa attenzione all'equilibrio che caratterizza i mercati agroalimentari, con investimenti distribuiti tra proprietari diretti e impianti della cooperativa, per un progetto indirizzato a garantire sostenibilità economica e sociale. Nel dettaglio, gli incentivi saranno ripartiti per il 25% ai produttori, per il 30% ai consumatori, per il 15% alla gestione e per il 30% al fondo cooperativo per investimenti futuri di interesse collettivo. La struttura a sistemi efficienti di utenza consentirà alle attività commerciali di accedere all'energia prodotta dalla CER a condizioni più favorevoli rispetto al mercato tradizionale, creando un circolo virtuoso che rafforza l'intera comunità. La Via del Sole si annuncia non solo come un progetto energetico, ma come laboratorio di innovazione sociale ed economica, mantenendo i principi di trasparenza e concorrenza. Così la comunità energetica rinnovabile sarà chiamata a rappresentare l'evoluzione naturale verso un sistema energetico più democratico e sostenibile. In conclusione, il progetto presentato nel fine settimana a Sesto si annuncia come la mission di configurare in Sardegna un modello replicabile, capace di ispirare altre realtà territoriali nella costruzione di un'economia più equa e sostenibile, dove energia e cibo ritornano ad essere quello che da sempre dovrebbero essere: beni comuni al servizio della comunità. Cosa rappresenta, Presidente, la definizione di questo progetto per il quale avete lavorato per primi e per tanto tempo? Ma avendo noi una grossa spesa per quanto riguarda l'energia elettrica, come ente gestore abbiamo pensato di fare questa comunità energetica. Prima solo come Coagri, poi si è aggiunta anche la Corte del Sole, e quindi da 1 mega passiamo a 4 mega. Quindi sicuramente abbatteremo i costi di energia sia per quanto riguarda il mercato sia per quanto riguarda anche gli operatori. Soprattutto vi ritrovate al passo con i tempi: energia rinnovabile, costo dell'energia minore e tantissime adesioni. Sicuramente sì, eravamo obbligati a fare questo passo perché altrimenti non andremo da nessuna parte. D'altro canto le leggi ce lo impongono. Abbiamo lo spazio sui tetti per poter fare un bellissimo impianto, noi faremo per ora 1 mega, dopodiché se occorre aumenteremo anche la potenza e quindi siamo ai passi con i tempi. Come hanno accolto i vostri soci questo progetto? Ma abbastanza entusiasti perché molti hanno partecipato a questa iniziativa.
Il traguardo potrebbe essere 200 adesioni. Noi ci auguriamo anche oltre perché la comunità è molto, molto grande, comprende tutti i paesi della città metropolitana, quindi siamo fiduciosi che il progetto vada veramente in porto. Il grande viaggio di Sestu nel mondo dell'agroalimentare e nel mondo delle strutture commerciali è iniziato tanti anni fa, ma diciamo che il sindaco di questa realtà territoriale le ha vissute tutte queste esperienze. Sì, in parte le ho vissute anche perché negli ultimi 10 anni, quasi 11 anni, abbiamo visto veramente ampliarsi la realtà dell'agroalimentare a Sestu, diventando anche una delle principali forze economiche sull'agroalimentare non solo della città metropolitana ma di tutta la Sardegna. Beh, infatti la Corte del Sole è il più grande centro commerciale dell'isola, il mercato ortofrutticolo e agroalimentare della Sardegna serve tutta la Sardegna. Sì, infatti noi siamo veramente orgogliosi che oltretutto siano dei precursori per quanto riguarda le comunità energetiche che sappiamo in Sardegna stanno stentando a partire, mentre in altre realtà del nord Italia sono già effettive. Quindi abbattere i costi dell'energia elettrica per soddisfare quelli che sono i bisogni sia degli operatori che di tutto l'indotto economico per noi è fondamentale, quindi siamo veramente contenti di questa Via del Sole. Un territorio come quello di Sestu che va avanti in un momento difficile per l'economia con grandissimi progetti. L'ultimo vede protagonista insieme al mercato agroalimentare della Sardegna Antonio Sardu, che potrebbe considerare questo un fiore all'occhiello in proiezione futura. Sì, noi ci stiamo cimentando, anche per noi una novità in questo campo, forti del fatto che abbiamo subito, specialmente negli anni scorsi, un salasso per quanto riguarda le tariffe dell'energia elettrica e vogliamo cercare di sottrarci da questi ricatti che vengono da presidenti un po' pazzoidi oppure dal prezzo di petrolio che scatta, eccetera, eccetera. Vorremmo cercare di essere il più autonomi possibili sulla produzione dell'energia elettrica che ci consente una serenità come azienda, nel senso che forniremo energia a prezzo costante perché è prodotta dal nostro magnifico sole, quindi non abbiamo da chiedere permesso a nessuno, no? Né abbattimento di tariffe a nessuno, ma il sole che produrrà questa energia elettrica per i nostri operatori. Come nasce, Sardu, questo matrimonio fra il più grande centro agroalimentare della Sardegna e il più grande centro commerciale? Sì, penso che io sono uno dei protagonisti perché io sono uno di quelli che ha iniziato insieme tanti anni fa al dottor Zunchedu, con il dottor Sulla, segretario del Comune di Cagliari, di fare il primo PIA della Sardegna e ci fu finanziato, facemmo un programma di PIA, mi ricordo 4 giorni chiusi in una casa nelle vacanze pasquali e questo PIA è stato finanziato dalla Regione e da qui è partito. Quindi per me l'agroalimentare, il mercato non è una cosa nuova. Quindi i rapporti comunque di stima, di amicizia, di vicinanza sono continuati. Noi tra l'altro come Corte del Sole compriamo diciamo, i nostri bisogni agroalimentari compriamo da qui insomma, sostanzialmente e comunque i rapporti negli anni ci sono stati. Quindi è stata una cosa quasi naturale. Ci siamo messi assieme senza alcun problema, anche contenti di rafforzare questa comunità energetica rinnovabile perché più grande è, più forte è, più forti sono tutti. A tal proposito devo dire che questo primo intervento che riguarderà 7,5 megawatt tra Corte del Sole e agroalimentare è il primo intervento. Noi ci mettiamo l'obiettivo di andare in una politica di acquisizione di aree, una politica di acquisizione di tetti, in una politica complessiva dove pensiamo di realizzare possibilmente decine e decine di questi megawatt
avendo la certezza che una volta che tutti vedono le convenienze e il successo che ha un'iniziativa del genere, aderiranno anche loro alla cooperativa, e quindi si rafforzerà la base sociale e quindi si rafforzerà l'esigenza di avere sempre più kilowatt da fotovoltaico per poter fornire tutte queste famiglie, poter fornire queste imprese. Questo è un primo esempio. Vediamo insieme di fare una riflessione finale. Sì. Grande produzione di energia, Sì. un progetto pilota a livello regionale, Sì. utilizzo della metà per quel che riguarda le strutture che sono alla base del programma e disponibilità per altre aziende dell'altro 50%, ma soprattutto una produzione che riguarda esclusivamente il territorio regionale. Assolutamente. Noi tra l'altro abbiamo sposato anche l'idea di mettere questi impianti fotovoltaici nei parcheggi. Il parcheggio costituisce una duplice funzione positiva, nel senso che oltre a produrre corrente, energia elettrica da fotovoltaico, ripara la macchina che sta sotto. Quindi si crea una sinergia dal sole e dall'acqua che renderà anche un servizio di parcheggi più favorevole. Tenete presente che noi siamo un centro commerciale un po' abnorme, tra virgolette, nel senso che abbiamo 3.600 posti auto, quindi la possibilità di sviluppare pannelli fotovoltaici in quest'ambito sono veramente notevoli. E pensate, qualcuno 20 anni fa la definiva una cattedrale nel deserto. Vabbè, 20 anni fa qualcuno ha cercato di tutto da non farcela fare, però non ci è riuscito. Come nasce questo progetto, Licheri? Questo progetto nasce dalla necessità intanto di rendere sempre più competitive le imprese del mercato e quindi abbattere i costi di gestione. È un progetto che parte dal 2019, ci era piaciuta molto l'idea di poter condividere anche virtualmente l'energia elettrica, un progetto quindi che è anche un progetto di comunità ed è un ruolo questo che il mercato svolge, quello di valorizzare non solo i prodotti del territorio ma attrarre anche risorse pubbliche da poter poi trasferire al territorio, riducendo quindi non soltanto i costi di gestione dell'energia elettrica ma anche i prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Ricordiamoci che il mercato è la borsa merci dei prodotti ortofrutticoli e quindi indirettamente ci saranno vantaggi anche per i consumatori. Molte realtà territoriali hanno aderito al vostro progetto. Sì, diciamo che questo progetto che noi abbiamo sviluppato nel 2019, quando ancora non c'erano neanche le norme di attuazione, ha visto poi l'adesione della Corte del Sole, grazie anche appunto all'iniziativa forte dell'amministratore di Antonio Sardu, ed è un progetto che diciamo già da subito prevederà la possibilità di passare da 40 a 200 aziende, ma poi ha tutte le possibilità per poter crescere in maniera significativa. Oggi noi stiamo realizzando un impianto da 900 kW che sarà pronto il mese prossimo e analogamente la Corte del Sole è in fase di progettazione e a breve anche di realizzazione dei loro impianti per altri 3 MW. Il pubblico fino a che punto ha sostenuto la vostra iniziativa? In realtà queste risorse sono tutte private, nel senso che noi siamo riusciti a intercettare dei finanziamenti in parte bancari e in parte comunitari, però sono dei finanziamenti da restituire, quindi non c'è nulla a fondo perduto, però diciamo, il progetto è sostenibile e infatti le banche ce l'hanno finanziato interamente proprio perché si basa su, da un lato, la domanda di energia elettrica e dall'altro lato la possibilità di poterla produrre in modo rinnovabile e quindi anche con costi di gestione molto bassi. In questo percorso è fondamentale la cooperazione. Quasi tutte le aziende interessate fanno parte di questo mondo. Sì, la cooperativa è in realtà lo strumento ideale per fare le comunità energetiche, anche perché lo spirito della comunità energetica è quello appunto di unire le forze attraverso l'energia elettrica e poi condividere i risultati grazie alla condivisione tra chi produce e chi consuma energia elettrica. E quindi diciamo, la cooperazione ha proprio le tecniche come per esempio il ristorno degli utili che consente appunto di ridistribuire i vantaggi a tutti i soci che aderiscono alla cooperativa. Siamo in chiusura di questo speciale, di rigore devo fare una domanda, Licheri,
Come è andata la stagione, i vostri numeri e dal vostro osservatorio è confermato il fatto, bene il mese di giugno, bene la metà di luglio e poi c'è stata un'inversione di tendenza. Sì, assolutamente, questo è quello che è successo. Il mese di agosto ha registrato, non un calo, però una mancata crescita rispetto allo scorso anno, che peraltro era stato un anno record. Quindi le aspettative buone inizialmente, parzialmente deluse ad agosto, però a settembre e ottobre sembra che ci sia comunque una conferma dei numeri importanti dello scorso anno, in modo particolare nel settore turistico, dove registriamo che ci sono tantissime strutture servite dal mercato che ormai hanno tutti i posti letto occupati, insomma. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Alle mie spalle la torre di Sant'Efisio, se preferite del Coltellazzo. Siamo di nuovo a Nora per la terza edizione di Pula Letteraria. Tantissimi protagonisti, gli scrittori, i momenti che culturalmente investiranno il borgo di Pula e di Nora, ma io inizierei subito con uno dei protagonisti, il direttore artistico, poi insieme ad Antonio Carta e alla nostra regia andremo a conoscere questa nuova e straordinaria terza edizione di Pula Letteraria.
anno fermi seduti in questo posto. Vero, abbiamo aspettato un anno per la terza edizione. Nonostante le mareggiate, il salmastro, come si chiama il vento da ste parti, il mistrale, urle biancheggia al mare, nonostante questo lui ha avuto il coraggio di rimanere qua. E anch'io sono rimasto qua. Dario Vergassoli, il direttore artistico del Festival Pula. Io sono rimasto per la fidanzata sua, tra l'altro. Ecco, lo dico già, tante inutili. So che ti è arrivata una bottiglia con un messaggio. Un'altra bottiglia con un messaggio per sapere... Che ti aggiornava sul fatto che io ero seduto qui da un anno. Da un anno, ma io ogni tanto venivo a vedere se c'eri, perché ogni tanto andavo a casa a trovare giustamente la sua fidanzata e sapendolo qua ero più libero. Questo è un grande trucco che racconto, fatelo tutti a casa, ecco. Dario, che festival ci dobbiamo aspettare in questa terza edizione che è quasi una consacrazione? Beh, è strano che ci sia, che ti richiamino la terza volta, di solito non succede, però c'è anche un ritorno di crucianesco, perché la gente si vuole fare del male, richiama anche Cruciani perché ha fatto un libro nuovo di qua di là. Abbiamo un insieme di robe che non sto manco a raccontare perché ce l'ho tutto, c'è da Lillo a scrittori, Galimberti, Cruciani di nuovo, Tormento che farà un po' di domande e poi farà per un DJ set così, con 3 sere, Ricchi Primi e Cotillon al cazzeggio, questa è la cosa che facciamo. Poi stasera abbiamo i Tenores, quelli che sono insieme al nostro buon Elio, di Elio il Toriettese. C'è un'attenzione particolare, un focus sull'autismo e quindi diciamo che i sardi se la giocano sempre bene, sono bravi, quindi assessore, comune, il nostro buon sindaco che si presta sempre a farsi mettere in mezzo e la nostra Clara che fondamentalmente è un po' la colonna, diciamo, come si dice, storica e anche lei è ferma qua come colonna. Clara, una terza edizione di nuovo internazionale, ma un po' più matura dalle 2 precedenti. Sì, abbiamo cercato di alzare l'asticella, come si suol dire, ogni anno e quest'anno è stata dura perché l'anno scorso è stata un'edizione molto bella, che il pubblico ha gradito tanto, quindi quest'anno abbiamo cercato di, sempre in linea con quelle che sono le tematiche trattate, abbiamo cercato di dare qualcosa in più, che chiaramente si vedrà durante lo svolgimento del festival. Non voglio spoilerare niente, come si suol dire, però sì, è stato molto duro perché è un lavoro di un anno, quindi chiaramente è un lavoro molto intenso che sta, diciamo, dando i suoi frutti, quindi speriamo che anche il pubblico sia contento. Il primo dato è che le 3 serate sono già sold out per quanto riguarda gli ospiti quindi da subito. Abbiamo aperto e chiuso subito le iscrizioni, le prenotazioni perché è stato veramente un assalto e quindi di questo ringraziamo tutti coloro che si sono immediatamente collegati per prenotarsi. Ci sarebbe piaciuto far entrare tutti, purtroppo quest'anno i posti, per quanto siano tantissimi, sono limitati a 600 e quindi chiaramente non potevamo andare oltre. Un nuovo libro, ma chi sono questi ipocriti? Ma ci sono tante tipologie di ipocriti, anche noi un po' siamo ipocriti, ognuno di noi ha un tasso di ipocrisia perché per vivere bene bisogna essere un po' ipocriti, bisogna un po', non bisogna dire tutto, esattamente tutto quello che si pensa. Però io mi soffermo, mi concentro su quelli che proprio predicano bene e razzolano male. Un po' quello che è il filone della tua opera precedente, però questa volta magari è più incalzante? No, non è questione di essere più incalzante, questo non sono solo io a doverlo giudicare. Sì, ci sono molti filoni ripresi dal libro precedente che era Via Crux, che era il mio spettacolo teatrale. Adesso poi ne inizierò un altro a gennaio e ci sono nuovi protagonisti, nuove ipocrisie, nuovi politicamente corretti da bastonare, tra virgolette. È una edizione aggiornata, diciamo, della mia lotta contro il politicamente corretto. Che anno è stato per Cruciani? Un anno fa ci siamo visti, circa un anno fa ci siamo visti qui a Pula. Che anno è stato, non solo lavorativamente parlando? Ma per me esiste soprattutto il lavoro, per cui lavorativamente parlando è stato un anno molto intenso, sono molto concentrato su quello che faccio, la radio, la televisione, i libri, il teatro, soprattutto il teatro della Zanzara, ma anche il teatro in cui faccio il protagonista da solo, diciamo, degli spettacoli teatrali, dunque ho diversificato un po'. Mi piace, faccio quello che ho sempre sognato di fare e soprattutto mi piace il lavoro che faccio, che non è scontato. Assessore, 2 edizioni che hanno portato veramente alla ribalta con gli scrittori nazionali e internazionali, una terza edizione fortemente voluta, di nuovo Dario Vergassola, direttore artistico, e un sito come quello di Nora che diventa sold out. Assolutamente sì, il sito di Nora quest'anno offre
uno scenario favoloso dove la storia non solo viene preservata ma viene anche soprattutto vissuta. Una terza edizione che è andata sold out nel giro di pochissime ore, per cui siamo molto soddisfatti di questo risultato e pensiamo che sia una grossa soddisfazione e ci riempie di orgoglio e di onore. Un festival che nelle 2 edizioni precedenti ha toccato anche degli aspetti sociali. Quest'anno quale sarà quello che vorrete portare anche all'attenzione non solo degli scrittori ma del pubblico? Quest'anno toccheremo il tema dell'autismo, che tocca da vicino diverse persone, diverse famiglie, operatori che operano appunto nel settore culturale oppure quello scolastico o ancora quello dell'inclusione. Abbiamo pensato di coinvolgere un'associazione di Cagliari, la Fondazione per l'Autismo A18, e faremo anche una raccolta fondi che saranno appunto destinati all'associazione. Quello che emerge, come in questo festival, è la fusion che si può creare tra la musica, il sociale. Spesso questo avviene solo ed esclusivamente nelle canzoni o solo nei libri, ma in realtà quanto è importante che si fondano tutte insieme e che poi ci siano serate al di là del sold out che arriva poi in modo naturale, perché le persone hanno bisogno di questo. Assolutamente, ce n'è un grande bisogno. Poi arrivo proprio da una cultura che è la cultura hip hop, che era proprio quella di mescolare sia i disegni sui muri, ma che oggi sono alla fine diventate delle mostre in posti e luoghi riconosciuti e importantissimi. Il ballo, la musica, quindi la parola, ma anche la musica, così come la danza. Quindi questo mescolo, questo melting pot, soprattutto di culture, che ha creato l'hip hop, che è partito sì dall'America, ma poi è diventato un fenomeno mondiale. Secondo me ha aiutato tantissimi quartieri, o almeno posso dire sicuramente in Italia, ma penso un po' ovunque, a trovare una via di comunicazione semplice e diretta. Quello è il bello del rap, che anche senza aver studiato musica inizia a scrivere delle rime, le basi sono fatte campionando da musica del passato, quindi chi produceva musica non aveva neanche studiato musica ma iniziava a giocare con questi campionamenti, quindi è nato tutto per gioco, però poi a un certo punto è diventato di un livello incredibile anche sul mercato. La Sardegna figlia e madre, perché io l'ho scelta come la mia seconda terra. Ho tanto scritto anche qui, che mio figlio ha trascorso la sua infanzia qui. E la Sardegna è tra l'altro magnetica, perché abbiamo fatto io sono arrivata qui da sola con mio figlio e Marco Tardelli e abbiamo fatto poi in 2 o 3 anni abbiamo fatto un gruppo di giornalisti, di inviati del Corriere, della Repubblica, di Mediaset, quindi abbiamo costruito un gruppo di giornalisti affezionati, tifosi della Sardegna. Ecco, tifosi. Bisogna essere tifosi o anche appassionati di questo lavoro, il nostro lavoro, che è un lavoro di sfumature, tutto sommato, ma anche impegnativo, visto anche gli accadimenti. No, tifosi no, bisogna essere appassionati e soprattutto appassionati per un mestiere, cioè per il mestiere che faccio io, perché non mi sono persa una guerra, non mi sono persa una pestilenza, non mi sono persa una disgrazia, e in questo momento terribile abbiamo a che fare con 2 guerre feroci che la Sardegna non ci fa dimenticare, questo devo dirlo. Bella, cosa non racconterai al pubblico di Nora? Racconterò i misteri di questo mestiere, perché ce ne sono tantissimi. Quanto è importante la cultura dello scrivere? La visione della TV, l'ascolto della radio, ma lo scrivere, il leggere, ma sono tutte cose imparentate, cioè la scrittura è scrittura letta, scrittura ascoltata, scrittura vista, scrittura anche non parlata, può essere anche una scrittura solo visiva. Cioè la scrittura si intende è un atto creativo. La parola ha ovviamente meno sta facendo le mosse Dario dietro. C'è il direttore artistico. Sì. La scrittura ha un suo linguaggio in realtà, quindi devi soppesare bene le parole sono importanti, creare un mood giusto, come nell'arte visiva lo crea magari un'inquadratura, però
tutto ciò che, a mio avviso, io reputo scrittura, è tutto ciò che nasce da un'idea e viene trasferita agli altri. Cosa racconterai al pubblico sardo, al pubblico di Nora, al pubblico di questo festival e soprattutto chiedo una cosa che non ho chiesto agli altri oggi, il tuo rapporto con Verdasco? Ma io Dario lo conosco da 30 anni perché ci siamo conosciuti a un festival che si chiamava il Festival di San Scemo 30 anni fa, quindi lo conosco da una vita, quindi io non so quello che dirò stasera perché dipende da quello che mi chiede Dario, per cui non ho la più pallida idea di quello che dirò. Quindi già una posa? Sì, no, sto così perché se no cado, questo è il mio punto di equilibrio, capito? Allora sto sempre, quando sto fermo sto sempre così. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Incontriamo Roberto Pili, questo libro Bru Camilla, che io ho letto il libro e quindi di conseguenza è un messaggio attualissimo tra l'altro. Certo, intanto è un'opera che si inserisce nello sforzo del Festival di Pula, che è quello di andare oltre i confini. Questo che presento in questa sessione è un progetto editoriale di accessibilità estrema. È stato realizzato in collaborazione con lo IERFO, di cui io sono presidente, e con l'APRI di Piemonte. Si tratta di una fiaba con una trama semplice, ma che rimanda a dei progetti e processi di crescita e di sviluppo dei bambini
e praticamente rimanda alla pedagogia narrativa, alla psicologia dello sviluppo. Un libro sicuramente da consigliare. Le chiedo, perché gli ospiti sono tanti, il nostro tempo a disposizione, lei da sardo, un festival così, visto che lei sono anni che si occupa anche del sociale, con tutte le manifestazioni a cui ha partecipato ed è stato protagonista, mi dia un suo pensiero su un festival così che soltanto in 3 anni è riuscito ad avere questi risultati. Intanto io l'ho visto nascere, e poi siccome ho una certa pulesità, perché come dire, vengo da almeno 30-40 anni a Pula e ho anche casa, posso dire che sono orgoglioso del lavoro fatto dalla fondazione, dall'amministrazione, con il sostegno di istituzioni che collaborano come la regione e la fondazione. Si è creato questa grande alleanza che sta dando un prodotto che non ha pochi rivali in Sardegna, diciamo così. Domenico, il ruolo del bibliotecario, un lavoro quasi d'altri tempi, un po' romantico, i libri, il materico. Che esperienza è stata la vostra in questi 3 giorni del festival? È stata una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscere tantissimi autori, non solo autori sardi ma anche autori provenienti da tutta Italia. Tra gli autori sardi pensiamo ad esempio a Pier Giorgio Pulici, che ci ha raccontato insomma molti aspetti della sua carriera di scrittore. Tra gli altri scrittori che abbiamo avuto tra gli ospiti penso ad esempio abbiamo avuto Gabriella Genisi, che ci ha parlato dei romanzi con cui ha creato il personaggio di Lolita Lobosco, ma gli autori e le autrici sono veramente tantissimi e devo dire che come bibliotecario è stata un'esperienza veramente arricchente e che mi ha permesso sicuramente anche di vedere la letteratura da un altro punto di vista, anche perché il festival si è caratterizzato proprio per un senso di condivisione e di gioia legati alla cultura, alla letteratura, e c'è stato uno scambio, come dire, veramente spontaneo, ecco, e quindi è stata una bellissima esperienza. Non cambia il mattatore, sempre Dario Vergasio ovviamente. Ci affidiamo alla sua direzione artistica, anche quest'anno è un programma condiviso con l'amministrazione comunale, c'è il tema di fondo che è quello dell'autismo, oltre che ovviamente dell'inclusione che riguarda sempre le nostre tematiche. Ci ha raggiunto Vincenzo Schettini. Cosa presenterai stasera? La fisica, la scrittura, il tuo modo di comunicare? Sarà una serata sicuramente divertentissima, perché sono qua con Dario. Ormai io e Dario siamo coppia di fatto. Ecco, un'altra coppia di fatto. Sì, perché abbiamo fatto. Perché qual è l'altra coppia di fatto? Con Cruciani, no? Insomma, con Cruciani è l'amante, forse. Dai. A posto, insomma, c'è un triangolo, direbbe Renato, c'è un triangolo. Direbbe la geometria, no? La geometria, diciamo, bravo. Insomma, Pitagora, i suoi triangoli rettangoli. E niente, sarà una serata sicuramente divertente, attraverso la quale però verranno fuori degli spunti magari di riflessione, seri, di opportunità per i giovani, perché io da quando parlo di fisica in giro, quindi non attraverso soltanto la rete, ma incontrando i ragazzi, i genitori, viene fuori un po' che la fisica comanda, la scienza comanda, cioè tutti i ragazzi che si appassionano allo studio e studiano le materie scientifiche non per il voto, ma capiscono che c'è qualcosa dopo, la costruzione proprio di un lavoro personale, questo tipo di riflessioni verranno fuori. Ovviamente, ripeto, Dario poi il direttore artistico, mattatore istrionico, ma è pazzesco, è una persona meravigliosa. Poi a me piace, io sto avendo l'opportunità di fare cose differenti nella mia vita di insegnante, rimanendo sempre un prof, e quando mi trovo con lui sono contento. Comunque volevo naturalmente ringraziare tutti quelli che hanno permesso questa bellissima 3 giorni, questa manifestazione, questo contenitore culturale. E so che c'è stata particolare attenzione anche a tutta la parte di inclusione. E oltre i confini, il claim. Bravo, esatto, e questo oltre i confini dice tanto, e vi faccio i complimenti, mi raccomando, in bocca al lupo naturalmente per continuare alla grande. Sono stati 3 giorni all'insegna della cultura, della musica, dell'intrattenimento e anche del sociale. Quindi come archiviamo questa terza edizione?
È andato tutto molto bene, numeri importantissimi, abbiamo superato le 600 persone ogni sera, abbiamo avuto anche un buon risultato a Pula dove c'erano gli altri autori che ogni volta sono saliti sul palco, abbiamo avuto anche delle testimonianze importanti di persone che sono andati oltre i propri limiti, quindi che hanno incarnato i valori di questo festival, che ogni anno vuole anche dare una dimostrazione che oltre i limiti vuol dire cercare di superare in qualche modo delle barriere di qualsiasi tipo. Quindi siamo riusciti a centrare l'obiettivo anche quest'anno, per fortuna, e poi adesso iniziamo subito a preparare la quarta edizione 2026. Pula, che è dedito al turismo, ma con un sito così importante ha aperto le porte anche a diverse tipologie di turisti, ma soprattutto di accoglienza. Voi vi siete impegnati tantissimo, questo festival è la dimostrazione che in 3 anni è cresciuto tantissimo. Allora, da un paio d'anni, diciamo, noi abbiamo promosso proprio il turismo di carattere culturale e devo dire che in questo abbiamo avuto anche l'appoggio della sovrintendenza, perché questo sito, diciamo, è un sito che ha una gestione lungimirante, non solo tutela e conservazione, ma anche valorizzazione. Un sito inclusivo, dove negli anni si è fatto la notte dei poeti, il Nora Jazz, quest'anno Pula Ride, il festival letterario, cioè tutta una serie di eventi culturali che comunque danno un grossissimo valore aggiunto alla location turistica. E noi lo vediamo perché comunque c'è un sold out da diversi giorni, non riusciamo ci dispiace anche non poter accogliere tutti, ma è questo il segno che stiamo andando nella direzione giusta. Il tuo percorso è stato un percorso non solo di mattatore, ma hai accompagnato tutti questi artisti, tutti questi scrittori, lo fai con la tua leggerezza, ma soprattutto lo fai con la naturalezza che ti contraddistingue. Sei vergognosamente ruffiano, ma ti ringrazio molto di questo. Ti presterò i soldi che mi hai chiesto, così te li presterò. E in questo momento stiamo aspettando un attimo perché il pubblico incalza, perché mi ha visto ancora vivo e vuole da me un pezzo di ciocca di capelli che non ho più perché... Vedrai questo? No, decisamente no, e quindi ci siamo. Cioè, allora questa terza edizione è giunta al termine e io forse resterò qui ancora un anno in attesa. Certo, un altro anno, insomma. Un altro anno così. Sai, la via di mezzo tra una cozza a patella, un riccio e la cozza pelosa. In quello che è uno dei siti unicum della Sardegna. Certo, si chiama diventerò Fenice. Diventa Fenice, non lo so. Nuragico. Grazie a Dario Vergassola e grazie a voi che ci avete seguito, linea alla regia. Nuragico o Fenice, questa è una bella. Carta! Carta si è bagnato. Grazie a Antonio Carta che si è bagnato con il mare della Sardegna. Siamo qua. Alle prossime, grazie. Alle prossime. Rimani fermo qua, Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Focus di Panorama Sardo sul fenomeno tennis tavolo Marcozzi Quattromori, neocampione d'Italia paraolimpico. Il reinserimento sociale delle persone con disabilità è un processo volto a favorire la loro completa inclusione nella società attraverso la promozione di equità, pari opportunità e il superamento di barriere fisiche e sociali, soprattutto nello sport. Da oltre 50 anni l'Associazione Sportiva Dilettantistica Marcozzi Quattromori è punto di riferimento del tennis tavolo in Sardegna e una delle più importanti realtà della scena sportiva nazionale. La storia della Marcozzi comincia a Cagliari nel 1972 nel quartiere popolare Ismirionis, come emanazione agonistica della parrocchia di Sant'Eusebio. Mariano Cavagnino è il presidente della nascita del periodo pionieristico in cui il nome della società comincia a farsi conoscere nell'ambiente pongistico compiendo le prime traversate in territorio nazionale. Sono gli anni di Pireddu, Coco, Bistrussu, Cavagnino, Serra e gli altri che portano in via Monsignor Piovella la Serie B. La svolta arriva con l'ingresso in società del nucleo storico della Marcozzi. Carlo Diana ne assume la presidenza e insieme a Mario Gabba e Fabio Massimo Ferrero, il tecnico di sempre, salutano l'oratorio dando una svolta più professionale al club, rinforzato in seguito dall'arrivo di Raffaele Curcio, con cui si svilupperà la Quattromori. I mezzi economici assai limitati e la sede a dir poco precaria non impediscono la scalata ai vertici della Serie A nazionale. Una nuova svolta storica risale a non troppo tempo fa. Dopo lunghe peregrinazioni, la Marcozzi finalmente trova casa con l'apertura del Pala Tennis Tavolo, sviluppando così, oltre all'attività di vertice, un'intensa attività giovanile, amatoriale e di propaganda in ulteriore espansione. Scusate, possiamo interrompere il campione Ivan Gaias? Siamo di Panorama Sardo, di Valerio Vargiu. Ivan, sei un freschissimo campione del campionato di Serie A, sezione paralimpica della storica Marcozzi e Quattromori. Ci puoi raccontare le emozioni di questo momento? Diciamo che io arrivo al tennis tavolo relativamente tardi, ho 48 anni ma ho iniziato 3 anni fa. Qui sono arrivato, sì, 1, 2, questo è il 3° anno. Abbiamo messo in piedi il settore paralimpico con la Marcozzi che si è manifestata entusiasta, ha proposto questa cosa, abbiamo avuto la fortuna di arrivare in questa società che ci teneva al settore paralimpico, è stato messo in piedi e abbiamo avuto il primo anno, abbiamo vinto il campionato di A2, siamo riusciti a salire in A1 e al primo anno, ovvero l'anno scorso di A1, abbiamo vinto anche lo scudetto, grazie all'aiuto di un fenomeno del tennis tavolo in carrozzina che è un numero 2 al mondo, serbo, Mitar, che è venuto e ha fatto coppia con me e abbiamo giocato insieme il campionato. Ivan, quali sono le motivazioni che ti spingono ancora a competere con tutto questo entusiasmo, tutta questa forza? Allora, io provengo da un altro sport, che ho fatto pallacanestro per tanti anni, poi mi sono fermato per lavoro e per i figli, poi adesso che ho smesso di lavorare mi sono voluto rimettere in gioco. Il tennis tavolo era uno sport che mi è sempre piaciuto, tra l'altro a 48 anni non è che posso rifare pallacanestro in carrozzina, è uno sport troppo duro per l'età,
Il tennis tavolo è bellissimo, è uno sport stupendo, piace a tutti, piace ai bambini, bisogna lavorare tanto, è uno sport dove il set dura 11 punti, è tutto molto veloce, bisogna stare concentrati. Ripeto, abbiamo molta fortuna perché qui dentro ci sono tecnici molto validi. Quindi abbiamo Ana, abbiamo Massimo, abbiamo Stefano che ci aiutano, hanno un'esperienza che in pochi hanno. Nel settore paraolimpico poi Ana in Italia penso sia tra le migliori, quindi ci fa lavorare tanto, lavoriamo tanto, tanti sacrifici, tante ore spese in palestra, però poi alla fine i risultati arrivano e si raccolgono, tutto qua. Sì. Ivan, ultima domanda. Quale messaggio vorresti lanciare attraverso la tua esperienza sportiva alle persone? Cosa vorresti che le persone capissero della tua scelta con questo sport? Cosa vuoi comunicare? Cosa comunicheresti ai tuoi figli? No, va bene, allora i miei figli sanno già che io pratico sport da una vita. Quello che invece mi sta più a cuore è cercare di portare più giovani, nuovi disabili in palestra. Questo per noi è difficile perché noi arriviamo da un'epoca dove non c'erano i social, non c'erano i cellulari, non c'era nulla e lo sport era anche un modo per uscire di casa, per socializzare. Oggi invece i nuovi disabili si sentono perfettamente integrati con l'uso dei social, quindi possono anche non uscire di casa, non escono, non fanno sport. Infatti se vi guardate attorno abbiamo tutti sportivi che hanno superato i 40 anni. I giovani sempre meno, si riesce a portarli meno in palestra e questo ci dispiace. Noi vorremmo più giovani che facciano sport a livello paraolimpico, perché lo sport è importante per tutti, ma nella disabilità è una cosa fondamentale, perché più sport vuol dire stare lontani dagli ospedali, stare lontani dalle malattie, dai problemi di salute che già abbiamo, ma lo sport compensa questo, aiuta a tenerci lontani da queste cose qua. Però è difficile, noi ce la mettiamo tutta, cercheremo di portare sempre più sportivi, ragazzi che hanno voglia di fare sport qui alla Marcozzi per fare il tennis tavolo. Tra l'altro il tennis tavolo è riconosciuto come attività sportiva che aiuta la riabilitazione di chi ha avuto una lesione al midollo spinale, perché lavorando tanto di braccia e di schiena ti aiuta a rimettere a posto un po' la schiena con gli equilibri. C'è da lavorare un po'. Speriamo di riuscire a portare più giovani. Quali sono i traguardi, anche i momenti che vi hanno impensierito? Benvenuti nella nostra casa innanzitutto. Allora, per quanto riguarda il rapporto col territorio, noi siamo molto legati sia al Comune di Cagliari, che ci fa gestire questo bellissimo palazzetto dal 1996, dedicato solo alla pratica del ping pong, sia ovviamente alla Regione Sardegna, che è il nostro sponsor principale come per tutte le squadre sarde, ma anche i nostri sponsor privati come per esempio la Sitor, che è un'officina ortopedica che ci ha aiutato 2 anni fa a lanciare il nostro settore paralimpico, che devo dire è andato oltre le aspettative, perché come potete vedere la palestra già dopo 2 anni è piena di atleti. Quest'ultimo anno abbiamo vinto anche lo scudetto tricolore con la squadra in carrozzina, quindi un inizio meglio di così non poteva esserci. Quali sono i momenti che vi hanno impensierito di più? Ecco, immaginiamo che equilibrismi occorra fare appunto tra sponsor, altri enti, anche le risorse umane. Quali sono, ecco, infrastrutture, sponsor, risorse umane su cui sapete di poter contare? Allora, se devo parlare delle cose che ci hanno impensierito, dei problemi, se devo essere sincero, è sempre andato tutto bene. La cosa più difficile per noi è organizzare le trasferte, perché potete immaginare che quando partiamo abbiamo tante squadre, quest'anno abbiamo 5-6 squadre paralimpiche e le 5 squadre in carrozzina vuol dire che devono partire almeno 10 persone in carrozzina con relativi accompagnatori, quindi una trasferta molto impegnativa, e organizzare tutte le trasferte, tutti i voli in continuità territoriale non è semplice, però devo dire che ci siamo sempre organizzati bene, con buon anticipo, per adesso è andato tutto liscio, gli sponsor e gli enti ci hanno sempre aiutato e per adesso sta andando tutto al meglio. Che rapporto avete con la tifoseria locale? Allora, la tifoseria locale per quanto riguarda il settore olimpico, cioè le partite di A1 olimpica che si giocano ogni mercoledì, ce ne sarà una proprio questo mercoledì, devo dire che è abbastanza calorosa e vengono spesso a riempire la tribuna. Invece per quanto riguarda le gare paralimpiche, ad oggi non abbiamo mai organizzato una, ma quest'anno organizzeremo il primo concentramento paralimpico verso aprile, che raccoglierà atleti in carrozzina provenienti da tutta Italia, e quindi per la prima volta ci sarà un concentramento paralimpico a Cagliari che raccoglierà molti atleti. Massimo, senta,
sia nell'area vera e propria olimpica che in quella paralimpica. Con che criterio reclutate i vostri atleti? Qual è il principio, la direttiva che vi porta a stabilire che questo potrebbe essere un atleta della Marcozzi? Allora, il nostro intento iniziale è sempre quello promozionale, nel senso, quando una persona ci contatta e ci dice vorrei provare a giocare a tennis tavolo, noi non gli diciamo mai di no. Noi facciamo gruppi per bambini a partire dai 6 anni fino a signori anche di più di 80 anni, paralimpici sia seduti in carrozzina che in piedi, e accogliamo sempre tutti. E poi chi ha voglia di allenarsi più duramente, di provare la strada dell'agonismo, noi siamo sempre contenti, li accettiamo sempre. Questo per esempio è un corso dedicato principalmente agli agonisti, sono tutti ragazzi che fanno campionati di A1 e di A2 paralimpica. Devo dire che è un corso di una qualità che non si era mai vista in Italia, perché abbiamo allenatori di secondo livello e sparring che giocano in Serie A2, cioè tra i primi 30 d'Italia, ed è qualcosa che ci stanno invidiando tutti. Però abbiamo investito molto, crediamo molto nella qualità di questo progetto, nel non limitarci di dare il minimo indispensabile, e infatti i frutti si stanno vedendo. Molte grazie, veramente, in bocca al lupo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Valerio, nella sala Azza dell'Arnas Abruzzo 180 tra ragazzi e ragazze hanno giurato a Ippocrate, hanno cioè reso omaggio del loro percorso di vita a quello che praticamente è un matrimonio professionale, scientifico, clinico, votato all'assistenza a chi sta poco bene e deve essere accompagnato nelle cure. Abbiamo sentito le voci, sono 110 donne e 70 uomini. Di questi 180 neolaureati, il 20% sono laureati in odontoiatria, i rimanenti hanno sposato la medicina. Ecco quello che è il commento di chi questa professione la conosce. Dottor Farci, la sua disciplina è stata l'oncologia medica ed è l'oncologia medica. Quanti di questi 180 ragazzi andranno per questa strada e qual è il suggerimento? Quanti andranno di preciso non lo so, in realtà è un tipo di specialità che è abbastanza ostica, che non è facilmente appetibile, che però ha sicuramente un suo fascino, per cui io mi auguro che una fetta il più possibile consistente possa abbracciare questo tipo di specializzazione, questo tipo di attività che è molto importante per il servizio che si rende ai pazienti nella loro assistenza e per quello che anche in termini di crescita personale può dare il rapporto con un malato oncologico. Ecco, trattare l'oncologia significa anche essere al passo con una scienza che corre. In che modo si può essere proattivi? Bisogna essere proattivi stando sempre sul pezzo, per dirla in termini giornalistici, studiando, confrontandosi con i colleghi, avendo un approccio multidisciplinare ai pazienti, ma soprattutto riuscendo a stabilire anche un giusto contatto non solo da un punto di vista strettamente clinico, ma anche da un punto di vista personale con il paziente, il che aiuta anche a capire determinati aspetti della malattia che poi solo con il confronto diretto con la malato si riesce a comprendere. Professore, lei dirige la struttura complessa di medicina legale dell'azienda Abruzzo in collaborazione con l'Università di Cagliari. Cosa significa il giuramento di questi 180 ragazzi qui nell'aula Azza dell'Arnas? L'aula Azza dell'Arnas ci è stata appunto concessa dal commissario e dal direttore sanitario per questa cerimonia, questa celebrazione che vuole essere l'introduzione dei nuovi colleghi alla professione e soprattutto mira a discutere su quelli che sono gli aspetti etici e deontologici della professione, perché purtroppo molto spesso la professione medica è vista non come una missione, che in realtà dovrebbe così essere, ma come un impegno lavorativo e non può ridursi a questo. Il medico deve essere ispirato da sentimenti di solidarietà sociale, di umanità, perché di fronte a noi non abbiamo mai un numero o una patologia, abbiamo delle persone che hanno una dignità, che hanno diritto alla loro autodeterminazione e questi sono principi che i nostri giovani devono assolutamente conoscere e perseguire in ogni momento della loro attività professionale. Qual è il consiglio che dà? Lei dà sempre sul fronte della medicina legale, casi efferati, violenze. Qual è il consiglio che dà a quelli che volessero intraprendere la sua disciplina? Ma io ho scelto di fare il medico legale perché mi ha sempre affascinato e chiaramente anche qui innanzitutto deve basarsi il nostro lavoro sull'oggettività, cioè tutto ciò che noi portiamo, argomentiamo deve essere suffragato da validazioni scientifiche, quindi la medicina legale è una scienza come tutte le altre scienze della medicina e quindi ha una sua metodologia propria e quindi deve essere esercitata con estremo rigore, anche perché noi ci interfacciamo poi con l'autorità giudiziaria e abbiamo da affrontare problematiche dove dalle nostre valutazioni possono scaturire delle condanne anche pesanti, per cui bisogna andare sempre con i piedi di piombo e quello che consiglio ai ragazzi, agli studenti, ai miei specializzandi è quello di avere sempre la paura di sbagliare, perché la paura di sbagliare è quella che ti fa andare con i piedi di piombo. L'aula magna del Abruzzo, l'aula dedicata a un medico illustre, il grande Azza. Che significato ha ospitare il giuramento di 180 suoi nuovi colleghi e colleghe?
Allora, l'azienda Abruzzo è intestata al professor Bruzzo, colui che ha immediatamente spostato e traslato l'attività di ricerca a favore dell'assistenza della clinica. Io mi auguro che tutti questi giovani medici abbiano come mission nella propria attività assistenziale quello di fare contestualmente ricerca e traslarla nella clinica per dare le migliori terapie ai pazienti sardi, i quali hanno necessità oggi di nuove leve vista la carenza dei clinici nel nostro ambito. Ecco, lei da commissario straordinario dell'azienda Abruzzo, di questi ragazzi quante ne prenderebbe, fosse possibile, pronti via da mettere nei reparti? I più bravi sicuramente i più bravi. Abbiamo necessità in un'azienda di rilievo nazionale, di alta specializzazione, di avere le migliori conoscenze e le migliori competenze, perché noi dobbiamo garantire prestazioni di qualità e performance di alta specializzazione. Dottor Maieta, che significato ha 180 nuovi giurati che si affiancano in un momento complicato per la sanità sarda e non solo? Rappresentano una speranza un po' per la sanità sarda, uno slancio di stimoli in più anche per tutti i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Sono i giovani colleghi che a breve entreranno in scuola di specializzazione, andranno magari a colmare quelle lacune che oggigiorno purtroppo ci sono nei vari punti guardia sparsi in tutta la Sardegna, soprattutto nelle periferie, daranno magari un po' di tregua anche ai colleghi medici di medicina generale che lavorano in periferia, che molto spesso non riescono ad andare in ferie perché non trovano un sostituto, quindi penso che sia un momento di gioia e speranza, insomma, per tutta la categoria e per tutta la sanità della nostra regione. Dottor Piredda, tanti di questi ragazzi e di queste ragazze hanno fatto magari un po' di turistica, un po' di guardia, ma anche le prime sostituzioni di medicina generale, che è anche il suo settore. Qual è il suggerimento da dare pronti via? Il suggerimento è che la professione medica è una professione molto bella ma è sempre più complicata, quindi bisogna farla con passione, con entusiasmo, ma bisogna appunto contattare l'ordine, sentire altri pareri per svolgere la professione al meglio, perché molto spesso, soprattutto quando si inizia, si possono fare degli errori che è meglio evitare. Presidente Montaldo, insomma, nuova linfa per una situazione sanitaria che è sempre più drammatica. Nuova linfa sì, intanto perché questi medici e odontoiatri che verranno oggi a giurare sono iscritti già all'ordine dei medici e già stanno lavorando nel territorio e stanno, come dire, adempiendo ai loro doveri e anche in prima linea per supplire alle carenze di questa regione. Voi cosa vi aspettate come ordine? Noi come ordine ci aspettiamo che e a me fa molto piacere quando lo sento, che i nuovi medici scelgano le specializzazioni, le specialità che sono più consone alla loro indole e non tanto alle convenienze, diciamo, più remunerative e meno faticose da fare come medico. Qual è il suo auspicio? Beh, cosa molto importante questa, 180 nuove risorse, speriamo che abbiano la motivazione giusta per lavorare in un territorio che chiaramente ha tanto da dare e ha tanti anche problemi da dover risolvere. Quindi diciamo che noi confidiamo nella forte motivazione di questi ragazzi e di questi giovani colleghi e sono confidente che faranno bene. In una battuta, qual è il suggerimento che devono tenere a mente? Beh, soprattutto cercare di lavorare tenendo sempre in mente che il paziente è al centro di tutto, quindi ecco, questa è la cosa fondamentale. Il lavoro del medico, lo sappiamo, non è un lavoro, è una missione vera, cioè il medico lo deve fare chi lo sente veramente, poi chiaramente è anche un lavoro perché col medico, con la professione medica ci si vive, ci si campa la famiglia come si dice, però è un lavoro molto particolare che richiede sacrifici e chi fa il medico sa che i sacrifici ne verranno tanti e ne saranno richiesti tanti in tutto l'arco della professione, con molte rinunce. Mi chiamo Riccardo Pes, vorrei fare oftalmologia, sono neolaureato. Mi chiamo Claudia Frau e vorrei fare ematologia. Mi chiamo Alessia Almerighi e vorrei fare cardiologia. Perché?
Perché penso che sia una clinica completa che ti dà una buona visione del paziente in generale, ti permette di valutarlo sia in acuto che in cronico. Mi chiamo Alessia, ho 26 anni e vorrei fare radiologia nel futuro. Io mi chiamo Leonora De Francisci e vorrei fare neurologia. Perché? Mi piace lo studio del cervello, sono sempre stata interessata a questo e spero di coronare questo sogno. Che momento è questo? È un momento molto speciale dopo 6 anni di studio e di duro impegno, una grande soddisfazione. Molto importante che alla fine conclude poi questo percorso di 6 anni e alla fine racchiude anche quello che abbiamo percorso in questo tempo. Cosa ti vuoi specializzare? Io in cardiologia. Io endocrinologia. Mattia Furcas, 28 anni, radiologia. Momento più difficile di medicina? Vabbè, è uno forse è l'ultimo esame in medicina interna. Alberto San Giusto, 27 anni, mi piacerebbe fare endocrinologia o anestesia. Il momento più difficile forse è una delle anatomie, pensavo di rinunciare, poi invece no. Andrea Senes, 28 anni, sono indeciso tra anestesia, rianimazione e medicina d'emergenza e urgenza. Il momento più difficile è tutti i 6 anni, è un corso lungo e in ogni 6 anni possono esserci tanti momenti al di fuori anche della vita universitaria che possono condizionarti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Mi sento investito
di quella responsabilità per la quale un presidente di un'associazione deve sentirsi investito. Forse perché mi sento già, non è un peso, perché effettivamente quando uno è abituato a fare associazione, qualunque impedimento, qualunque situazione, qualunque persona che gli possa anche remare contro, va senza nessun problema, va affrontato, va visto e va comunque superato. Ma va superato anche grazie a una squadra che ti sostiene, perché un presidente è forte se è forte la sua squadra. E prima di sciogliere le mie riserve alla candidatura della presidenza ho voluto vedere bene qual era la composizione della squadra. Pensate, avevamo problemi anche di esubero in lista, ma vi dico una cosa: chiunque abbia voglia di fare associazione, chiunque abbia voglia, e non c'è stata la possibilità di inserirlo all'interno dei 15 del Consiglio, c'è la possibilità e diamo lo spazio a tutti, perché così come ho coniato lo slogan, l'associazione di tutti e tutti hanno il diritto e il dovere di partecipare. Chiunque, non abbiamo soci di serie A o soci di serie B. Io ho vissuto l'associazione e vi dico, in certe occasioni ho anche sofferto, perché effettivamente da associato uno che conosce il sistema dice: ma Marco, ma tu sei un uomo fortunato, sei privilegiato, sei anche quello che è presidente degli agenti immobiliari. Sì, va bene, ma il presidente non è un privilegiato, il presidente è colui che deve dare l'esempio nei confronti dei soci e non deve avere privilegi particolari, ma è quello che deve farsi consigliare, farsi supportare da tutta una serie di colleghi che io definisco bottegai, perché effettivamente qua abbiamo l'associazione del commercio, del turismo e dei servizi, fatta di imprenditori, così come ha definito l'amico Lele, imprenditori che tutte le mattine si alzano, sollevano la serranda, piazzano quello che devono piazzare anche lungo le loro spiagge, perché qui abbiamo anche gli amici dei balneari che lavorano, che anche loro hanno le loro problematiche. Ci ritroveremo investiti anche dalle problematiche che toccano tutte le categorie rappresentate. E siamo in chiusura di trasmissione. Vi ricordo spazio al neo presidente di Confcommercio Sud Sardegna. Nell'anno dell'80ennale dell'associazione una grande soddisfazione, anche perché è stata un'elezione che qualcuno ha definito bulgaro, consensi totali nel momento della votazione. Sì, è vero, consensi totali, abbiamo lavorato bene, abbiamo dimostrato veramente attaccamento alle categorie rappresentate e vorremmo con questa elezione cercare di rappresentare al meglio i commercianti e tutte le categorie che comunque in questo momento soffrono e in questo momento storico particolare devono affrontare quelle che sono le crisi del mercato. Tanti anni di esperienza da vicepresidente nazionale nel settore dell'immobiliare, quanto può essere utile per questa nuova esperienza? È importante, è importante. Oggi mi sono sentito fortemente emozionato perché forse mi sono sentito investito di quella responsabilità che spetta veramente, che deve essere data a un presidente di tutte le categorie rappresentate, però devo dire che grazie all'esperienza maturata nella mia federazione, che è la FIMA, sicuramente avrò anche il supporto loro per poter andare avanti
con una grande squadra che mi supporta. Subito dopo l'elezione il discorso breve, dove c'è stato anche un ringraziamento per chi ha preceduto Marco Mainas in questo tipo di attività. Questo è doveroso, fa parte del bon ton, Valerio, ed è giusto che comunque si riconoscano a tutti gli attori principali che hanno governato precedentemente la Confcommercio comunque i meriti di averla portata avanti. Quindi è una questione, diciamo, quasi d'obbligo dover riconoscere e dover ringraziare tutte le persone che precedentemente si sono succedute. I punti salienti del vostro programma che avete presentato 45 giorni fa. Sicurezza perché è importante che il commerciante, l'esercente debba comunque sentirsi sicuro, perché non a caso ormai la cronaca nera cittadina è sempre interessata da fenomeni malavitosi e da fenomeni proprio causati da persone che non vogliono sicuramente il bene del commercio. Rivitalizzazione del centro commerciale naturale, quindi il centro cittadino, con la rivitalizzazione di tutti quei negozi che grazie anche a delle agevolazioni che andremo a proporre cercheranno di rivivere quei fasti di un tempo, e in più sono agevolazioni fiscali per ciò che riguarda il conduttore, il commerciante sotto tutti i punti di vista. Questi sono i 3 punti fondamentali sui quali noi andremo avanti. Anche il coinvolgimento e perché no vedere un attimino anche sui mercati cittadini, perché effettivamente Confcommercio è fuori da ogni dinamica che la vede interessata proprio all'interno dei mercati cittadini. Ricordo che nel vostro passaggio, nel percorso di presentazione del progetto per l'elezione, si parlava anche di ripresa del dialogo con gli istituti di credito. Oltre che con gli istituti di credito è di fondamentale importanza, perché una cosa che ho notato, io sono andato anche a fare il porta a porta attraverso i commercianti, e una delle cose che hanno comunque puntualizzato è proprio il fattore del credito. Cercheremo di avviare dei discorsi costruttivi con le banche per favorire e cercare di alleviare anche quegli aspetti finanziari legati alle sofferenze dei commercianti. Anche perché all'interno della Confcommercio c'è anche una realtà come Cofimer, che è uno dei più ricchi consorzi di garanzia Fidi, il primo del terziario in Sardegna. E certamente anche con loro avvieremo, così come è sempre stato e così come continuerà ad esserci, la partnership anche con loro per consolidare questo rapporto sempre a favore delle categorie rappresentate. Chiudiamo, stanno per partire i titoli di coda, con la curiosità di sapere come Marco Mainas indirizzerà il suo lavoro nel rapporto con l'amministrazione regionale. Ma sicuramente abbiamo anche lì la mia presidenza, la mia consigliatura sarà fatta di molte deleghe. Ci saranno delle persone che andranno a trattare, anche perché non si può pretendere che un presidente possa partecipare a tutti i tavoli, quindi ci sarà la possibilità di dialogare con le istituzioni con le quali riprenderemo a dialogare, dando apposite deleghe anche alle persone che comunque si faranno portavoce delle istanze della Confcommercio. Per concludere, Marco Mainas quindi si definisce, così come ha fatto nel discorso subito dopo l'elezione, un presidente non accentratore. Esattamente, così come ho fatto con la mia federazione, ribadirò lo stesso concetto, riutilizzeremo lo stesso sistema senza fare in modo che ci possa essere solo un presidente e nient'altro. Non mi piacciono i personalismi, mi piace una associazione condivisa, ed è quella che faremo da qui a 5 anni.
Masardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.